Ma Milan e Napoli possono veramente puntare allo scudetto? Buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso e approfittiamo di questa sosta delle nazionali per approfondire, per analizzare un po' di più una questione che attanaglia la mente di interisti, milanisti, napoletani, amanti del calcio, amanti dello sport, tutti. Il Napoli e il Milan potranno arrivare a prendere l'Inter e a superarlo o devono invece guardarsi dalle squadre che stanno dietro? È una domanda difficile da rispondere, facile, ma difficile come risposta. Scrivetela voi nei commenti, fatemi sapere quello che ne pensate. Chi andrà in Champions? Chi invece vincerà il campionato? Se il Napoli, Milan o l'Inter? E noi cercheremo di rispondere a questa cosa analizzando un po' il calendario delle 8 squadre. 8 sono 3 più... Sì, no, 8 su 6 squadre, almeno per adesso, e dopo metteremo le immagini per cercare di capire un pochettino come sarà la situazione. È difficile da capire, però proviamoci. Approfitto ragazzi prima di mettervi le varie fotografie, le varie immagini, cliccate sulla campanella, iscrivetevi ai nostri canali social, commentate, fate girare l'algoritmo e noi ve ne saremo grati. Grazie a prescindere, grazie già a priori. Vi dicevo ragazzi, cerchiamo un attimo di capire, io partirei dalla corsa Champions, perché la corsa Champions è molto molto intricata. La corsa scudetto è uno spiraglino, si sta aprendo, cioè la porta prima era chiusa, adesso è socchiusa, vediamo se poi diventerà spalancata. Siamo scaramantici. Partirei, abbiamo detto, dalla corsa Champions. Eccola qui ragazzi. La corsa Champions, adesso cerchiamo di capire un pochettino il calendario di queste 5 squadre. Appunti, il Milan è secondo a 63, il Napoli 62, il Como distaccato un pochettino con 5 punti di distacco a 57, Juventus quinta in classifica a pari merito con la Roma a 54. Ragazzi, per stato di forma onestamente io vi devo dire che la Roma ad oggi è quella che sta messa peggio. Sta messa peggio perché, a parte gli infortuni, ma la vedo proprio in difficoltà nella gestione della rosa, perché gli attaccanti purtroppo non ce l'ha. Ho notizia di adesso, Soulé è tornato in gruppo, ad allenarsi in gruppo, quindi potrebbe recuperare un po' di pedine, ma di certo la Roma è in affanno. La Roma è in affanno nel periodo in cui la Roma, secondo me, doveva recuperare dei punti, mettere un po' alla contiana memoria, mettere fieno in cascina. La Roma ha perso un po' di terreno. Fortuna però c'è stata, che la fortuna l'ha aiutata, perché la Juventus non è scappata a merito del pareggio contro il Sassuolo, e quindi con la vittoria del Lecce la Roma si riavvicina al quarto posto, tiene diciamo in corsa, si tiene in corsa, aggrappata al treno Champions, e si riattacca ai punti con la Juventus a 54. Attenzione, il problema della Roma qual è? Il problema della Roma è che da qui alle ultime, fino alla 38esima giornata, la Roma deve affrontare la prossima, è un impegno difficilissimo, sappiamo, che è contro l'Inter fuori casa, quindi a Milano, poi avrà il Pisa, bene o male abbordabile, anche perché il Pisa ha un piede per 3/4 in Serie B. Attenzione a questo bel filotto di 3 partite: Atalanta, Bologna, Fiorentina. L'Atalanta non è qui all'interno del grafico, ma sta a 50 punti. Quindi chissà se arrivati alla 33esima giornata l'Atalanta potrà eventualmente sognare ancora, sentire il profumo, l'odore della Champions o il profumo, l'odore dell'Europa. Questo non lo sappiamo, però intanto l'Atalanta è una squadra ostica, e quindi sarà una partita abbastanza difficile. Poi c'è il Bologna, c'è la Fiorentina che è in netta ripresa, c'è il Parma e poi c'è il derby di Roma alla penultima, e poi alla fine c'è il Verona. A giochi fatti credo che il Verona già sia condannata alla Serie B. La Roma ha un calendario, se mettiamo il calendario della Roma e il calendario delle altre, io credo che la Roma abbia un calendario abbastanza ostico. La Juventus non è da meno, ragazzi, la Juventus non è da meno. Andrà contro il Genoa,
poi Atalanta, Bologna, Milan, poi Verona e Lecce, Fiorentina e poi il Toro. Anche qui c'è il derby. Quindi diciamo che il calendario della Juventus e della Roma ad oggi si equivale in un certo senso per difficoltà. Tutte e due le squadre dovranno affrontare un derby, affronteranno il Verona, affronteranno l'Atalanta, affronteranno il Bologna, affronteranno la Fiorentina. Quindi attenzione, anche perché lo stesso discorso per la Roma io lo farei anche per la Juventus. La Juventus purtroppo, come dicevo anche nel recap della 30ª giornata, la Juventus quando deve fare l'esame di maturità non lo passa mai. Entra sempre in quella difficoltà, non è matura. La Juventus, ecco, l'esame di maturità non lo passa perché è ancora immatura, purtroppo. E attenzione alla Juve, perché poi al quarto posto il Como può prendere il largo. E ad oggi vi dico che il Como è meritatamente al quarto posto e meritatamente si può portare la Champions a casa. E attenzione, perché il Como ha un calendario molto, molto più facile di chi insegue all'Udinese alla prossima. Poi c'è sì, certo, la partita contro l'Inter, che vuol dire tanto sia in corsa Champions che in corsa Scudetto, e dopo ci arriviamo. Poi c'è il Sassuolo, che abbiamo visto che non è una squadra materasso, il Genoa, c'è lo scontro col Napoli, e poi Verona, Parma, Cremonese. E il Como ad oggi in queste 8 partite deve solamente gestire questa striscia, questi tre punti di vantaggio. Quindi attenzione Juventini, attenzione romanisti, perché potreste essere, non dico, però vi appendete al tram. Cioè il serio rischio che rimanete fuori. E infatti ragazzi io vi dico, ve lo anticipo, perché poi passiamo a Milan-Napoli e il calendario di Milan-Napoli lo approfondirei dopo. Io vi dico che secondo me la classifica rimane così come sta, al netto di eventuali capovolgimenti, cioè, risultati strani, eccetera, ma Juventus e Roma io credo che non andranno in Champions. Anzi, dovranno stare attente, perché il 7° posto è dietro l'angolo. Quindi attenzione. Io credo che il Como per calendario, il Como per merito andrà in Champions. Io sono convinto, sono assolutamente convinto che la squadra di Fabregas staccherà il pass per la Champions, assolutamente. Insieme alla squadra di Fabregas anche Napoli e Milan io le metterei già in Champions, e qua la domanda sorge spontanea, e perciò la domanda deve sorgere spontanea e bisogna andare quindi su quest'altra grafica qua. Cosa può succedere da qui alla fine? Questa è una grande, è una risposta difficile da dare. Analizziamo un po' i fatti, ragazzi. Partiamo dall'Inter. L'Inter viene da una sconfitta nel derby, 2 pareggi contro Atalanta e Fiorentina, e deve andare adesso a giocarsi in casa contro la Roma, uno scontro che per la Roma è importante per la Champions, ma per l'Inter stessa è importante per la Scudetto. Poi dovrà andare in casa del Como, e come dicevamo prima il Como è in lotta per la Champions, vorrà tenere il passo di questo suo rollino di marcia, perché il Como viene da 5 vittorie consecutive. Sarà un'altra partita abbastanza difficile. Andrà a giocare contro il Cagliari, che è invischiata nella lotta di salvezza. Poi c'è il Torino, che è in netta ripresa, il Parma, c'è la Lazio, Verona, che già sarà in Serie B, Bologna, che verrà probabilmente da fatiche, lo spero per i Felsini, lo spero per Bologna, spero che possa arrivare in finale di Europa League e quindi potrebbe avere la testa verso l'Europa. Okay? Quindi l'Inter non ha un calendario facile, ma dove si capirà tutto saranno le prossime 2 partite. Perché nelle prossime 2 partite l'Inter, che ha 7 punti di vantaggio su di noi e 6 punti di vantaggio col Milan, l'Inter se stecca le prossime 2
E una delle due, attenzione, vi dico una delle due, e dopo vi spiego il perché, ma credo che ci potete arrivare anche da soli. E dico una delle due approfitta di eventuali stecche dell'Inter e l'Inter si trova col fiato sul collo. E l'Inter abbiamo visto che è in uno stato psicofisico abbastanza in fase calante. Fisicamente ho visto la partita contro la Fiorentina, nel secondo tempo non è riuscita a tenere botta solo per un discorso nervoso post pareggio della Fiorentina, ma la Fiorentina l'ha mangiata l'Inter, cioè il campo se l'è mangiato. L'Inter si abbassava col baricentro, non riusciva nei raddoppi, non riusciva ad alzare il baricentro, ad andare ad attaccare una tre quarti avversaria. Poi entra anche il discorso psicologico, perché l'Inter non ci dimentichiamo, ragazzi, viene dal vecchio campionato, lo scorso campionato, dove ai punti su punto, ha perso il campionato con Napoli. Vai a giocarti la finale di Coppa Italia e la perdi. Vai a giocarti la finale di Champions League e la perdi 5-0 contro il PSG. Tutti gli scontri diretti di quest'anno li perdi, tranne quello con la Juventus, ma quello merita un capitolo a sé. Quindi l'Inter a livello di quest'anno Champions, Bodo Glimt, squadra abbordabilissima, perdi andata e ritorno ed esci fuori dalla Champions ai 16esimi. Tu che eri finalista della scorsa edizione. Quindi ragazzi, secondo me, poi io credo che c'è anche da dire un'altra cosa, oltre che i giocatori, i fantasmi li iniziano a vedere, almeno così sembra dall'esterno, poi negli spogliatoi non sappiamo cosa succede, ma io credo che ci sia anche il fattore Chivu. Chivu ha la sua prima esperienza su una panchina importante. Chivu credo che a lungo andare, certo, avrà l'esperienza ma ad oggi Chivu non ha mai allenato una squadra che sta prima in campionato a pochi passi dal traguardo. Quindi un po' di pressione Chivu potrebbe sentirla. Questo è uno dei motivi per cui io penso che si possa fare, ma tutto dipende, ripeto, da queste prossime due partite per l'Inter, perché se l'Inter fa l'Inter, io lo dico da un po', l'Inter ha ancora in mano il campionato e se l'Inter fa l'Inter è cacchio di vincere tutte le 8. Ok? Se l'Inter inizia a steccare però, scusate perché non approfittarne? E chi deve approfittarne? Quelle due che stanno lì, sì, ma il problema è che una delle due deve o può approfittarne. Perché la prossima giornata, ragazzi, peccato che succede alla prossima giornata, ma la prossima giornata c'è Napoli-Milan e una delle due, bene o male, uscirà fuori da questa lotta scudetto. E purtroppo c'è anche lo spauracchio X, cioè che tutte e due possono uscire al di fuori da questa lotta scudetto perché si annullerebbero a vicenda. Ma se invece una delle due vince e stacca l'altra, succede che chi viene sconfitta potrebbe essere risucchiata nella lotta Champions e chi risulta vincente potrebbe essere proiettata verso la lotta scudetto. Quindi la prossima partita, la prossima giornata sarà fondamentale, è uno snodo cruciale, è da là che si capisce tutto. E se dovesse succedere, per esempio, che una delle due, non faccio il nome di quale squadra, Pescara-Ramanzia, vince e l'Inter non dovesse vincere contro la Roma, la 32esima è ancora più fondamentale, perché o il Milan o il Napoli hanno due partite abbordabilissime, Udinese e Parma. L'Inter ha il Como. L'Inter ha il Como, che è invischiata nella lotta Champions. Quindi, cazzarola. Voglio fare però un ragionamento con voi, ragazzi. Parlo per i tifosi napoletani, ovviamente. Il Napoli, ma così anche per il Milan, vuol dire che il Napoli, a parte ci sono due ragionamenti da fare. Due. Noi siamo per la stampa quelli più diciamo quelli più protratti verso la lotta scudetto e il sogno scudetto. Perché? Abbiamo Conte in panchina, ragazzi, e abbiamo la squadra che è attrezzata. Abbiamo il ritorno dei campioni.
gente fresca che sì deve riprendere lo stato di forma, ma che può non è logorata mentalmente da una rincorsa che è stata fatta in questi mesi. Il problema però è che in mezzo a tutto questo discorso c'è sempre il Milan, cioè noi dobbiamo superare il Milan, quindi dobbiamo prima vincere la partita col Milan e poi pensiamo al resto, aperta e chiusa parentesi. Il problema, un altro ragionamento che vi vorrei portare, è che l'Inter dista 7 punti, quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando l'Inter va a steccare 2 partite, le perde, noi per forza di cose, in 8 partite, su 2 che ne perde l'Inter, noi 2 ne dobbiamo vincere, per portarci a un punto di distanza. E se l'Inter pareggia un'altra partita, noi dobbiamo per forza vincere la terza partita. Quindi vuol dire che quando noi su 8 partite, ecco perché ancora oggi è abbastanza difficile questo discorso della lotta a scudetto, ad oggi, a 8 partite mancanti, l'Inter ne dovrebbe steccare 3 e noi dovremmo fare 3 vittorie. E nelle restanti 5 partite, noi dovremmo tenere un ruolino di marcia per tenere a bada l'Inter che ci potrebbe rincorrere. Non è facile, anche perché, ragazzi, noi veniamo già da 4 vittorie consecutive, aggiungendocene altre eventuali 8, cioè le ultime 8 giornate, si arriverebbe a una serie di vittorie che non è mai successo nella storia del Napoli. 12. Noi abbiamo fatto 11 vittorie, che ancora oggi è record, 11 vittorie consecutive con Spalletti. Mai fatte 11 vittorie, oltre a quell'anno. Qua se ne sta parlando di 12, quindi avrebbe dell'incredibile, calcisticamente improbabile, non impossibile, ma improbabile. Quindi attenzione a quando facciamo dei voli pindarici, dei sogni pindarici, ragazzi, siamo realisti. Pensiamo alla prossima, perché la prossima è lo snodo cruciale di questo campionato, lo snodo, si capiscono tante cose. Poi, dopo la 31esima, capiremo anche la 32esima, perché se l'Inter vince contro la Roma, ragazzi, l'Inter poi dopo al Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna sono tutti alla portata. Il Milan, se proprio vogliamo fare anche un paragone con il calendario del Milan, del Napoli, il Milan all'Udinese, alla 32esima, poi c'è Verona, alla Juventus, Sassuolo, Atalanta, Genoa, Cagliari. Noi invece abbiamo Parma, poi c'è la Lazio, poi c'è la Cremo, poi c'è il Como, poi il Bologna, Pisa e Udinese. Quindi in queste noi abbiamo anche un altro handicap, tra virgolette, che in queste ultime 8 partite noi affrontiamo Milan, affrontiamo Lazio, Como, Bologna. Attenzione, certo, è normale che tu nelle tue corde puoi giocartele tutte e vincerne tutte, ma bisogna prima scendere in campo e bisogna prima valutare gli avversari nel loro stato di forma, nelle loro motivazioni. Quindi è tutto ancora aperto, per l'amor di Dio, ma ripeto, è la prossima partita, quella fondamentale che ci farà capire cosa succederà da qui alla fine del campionato. Quindi io ritorno a schermo intero e ragazzi, diteci voi, devo andarmi a tagliare questi capelli, diteci voi nei commenti cosa ne pensate, fateci sapere la vostra. Secondo te, veramente possiamo sognare? Veramente possiamo arrivare lì su? Veramente possiamo pensare di vincere il secondo scudetto consecutivo? E mi taccio, che cosa non è mai successa nella nostra storia? Oppure dobbiamo stare attenti a Como, Juventus, Roma? A voi la sentenza. Rispondete nei commenti. Ciao ragazzi.